Friuli e Sicilia unite dall'arte. È quanto realizzato dal progetto artistico e pittorico Solide Trasparenze, che vede coinvolti il friulano Paolo Clavora e la siciliana Valentina Di Vita. I due artisti, attraverso le loro opere esposte in Sicilia lo scorso mese di dicembre, a Palazzolo Acreide e ad aprile a Noto nel Museo Archeologico di Santa Chiara, propongono una visione unitaria in due diverse chiavi di lettura e attraverso il racconto pittorico del silenzio e della solitudine a cui è condannato l'essere umano e al tempo stesso ne raccontano e ne esplorano l'anima. Diciamo che tutta l'idea è partita addirittura l'estate scorsa. Ci siamo incontrati con la mia collega Valentina in un connubio, diciamo, artistico, sia stilistico che di idee, e abbiamo pensato di sviluppare un'idea, no? Che appunto si chiama Solide Trasparenze, in cui noi in maniera diversa andiamo a interpretare cosa? Andiamo a interpretare, diciamo, la solitudine della società in cui viviamo. Perché così un giorno parlando abbiamo detto: ma qua siamo in mezzo a tantissime persone, milioni anche di persone, ma alla fine siamo tutti soli, no? E abbiamo pensato di sviluppare questo tema da un punto di vista pittorico, per cui abbiamo rappresentato quella che è la trasparenza proprio della società in cui viviamo e la solidità che diciamo che ha rappresentato più Valentina nei suoi, diciamo, ritratti, ritratti anche quelli trasparenti, dove lei pone molto risalto su quello che è lo sguardo, che praticamente lei dice che lo sguardo poi è l'accesso, diciamo, all'anima, per cui diciamo per entrare poi nell'indole poi della persona stessa è proprio attraverso lo sguardo. In realtà tutto il resto della rappresentazione è una rappresentazione trasparente, e io, diciamo, rappresento in parallelismo, diciamo, la società, anch'io una società in cui tutti in realtà siamo soli in mezzo ai milioni di persone. Io rappresento soprattutto scene di vita quotidiana in cui tutti sono concentrati sulle loro cose, sui propri social, e nessuno si accorge di nessuno. Io ho cercato un po' di estrapolare dei flash di vita quotidiana molto, diciamo, comuni, dove ogni giorno queste 1000 immagini ci colpiscono, però senza soffermarci troppo. Io invece ho cercato di bloccarle, infatti poi nelle mie rappresentazioni non metto neanche il titolo. Perché questo? Questo perché così uno, quando un fruitore che possa guardare e ammirare l'opera, se la può finire lui stesso, perché in realtà oltre alla scena di vita quotidiana che io rappresento, tolgo il contesto, per cui uno non può neanche capire dove io ho visto questa scena qua. In realtà sono scene che sono comuni a tutti noi. Allora, parliamo di dove sono state esposte le vostre opere. Avete già cominciato qualche mese fa, mi pare nel mese di novembre. Facciamo quindi un po' di storia di quello che è accaduto. Sì, mese di dicembre in realtà, abbiamo presentato ufficialmente la mostra, questo nostro progetto con tanto di catalogo e tutto. Siamo stati anche sponsorizzati dall'UNESCO, dalla Regione Sicilia, del comune di Palazzolo Acreide, perché in realtà la presentazione ufficiale è stata fatta in questo paese qua, si chiama Palazzolo Acreide, che fa parte del triangolo del barocco europeo, per cui c'è Palazzolo, Noto, Modica in questo triangolo qua. Noi abbiamo presentato ufficialmente a dicembre questo progetto, e questo progetto e questa mostra si è poi spostata a Noto, proprio la capitale europea del barocco, a Pasqua. È stato tutto il mese di aprile, è stata proprio smontata questi giorni qua, è stato tutto il mese di aprile in questa bellissima città. Abbiamo avuto quasi 1 migliaio di presenze a visitare, è un gran successo. Si può dire che ogni opera è diversa a seconda di chi la guarda?
Sicuramente ogni opera è diversa a seconda di chi la guarda, anche perché noi vorremmo non dare troppi messaggi, no, non vorremmo dare troppi dati dell'opera, per cui l'opera in realtà è come se non fosse finita, no? E questo fa sì che chi guarda l'opera se la finisca lui stesso e nello stesso tempo diventa un'opera diversa per ogni soggetto che in realtà la sta guardando, perché ogni opera dirà qualcosa in funzione di chi la sta guardando. So che nei vostri progetti futuri si tornerà anche in Friuli Venezia Giulia con il vostro connubio artistico. Esatto, probabilmente a ottobre spostiamo la mostra, portiamo la nostra mostra dalla Sicilia in Friuli, dovremo andare in Consiglio regionale a Trieste.